Vicegovernatore Riccardi, questa collaborazione tra la Fondazione Friuli e la PAM rinnova l'orgoglio di ospitare la pattuglia acrobatica in Friuli Venezia Giulia. Beh, naturalmente è un simbolo di questo paese e accoglierla e ospitarla in questa regione da sempre è sicuramente motivo d'orgoglio, come è motivo di orgoglio riconoscere questo importante progetto che la Fondazione sta portando avanti con la Pattuglia Acrobatica Nazionale e che va ad interessare gli studenti, il sistema scolastico, con una forte collaborazione, ho visto anche non solo col sistema formativo ma anche il sistema istituzionale ed economico. Io penso che sia un lavoro importante, premia lo spirito di lealtà, di collaborazione, di sacrificio che i protagonisti delle Frecce Tricolori andranno a raccontare ai nostri ragazzi. Sono valori importanti che vanno sempre tenuti alti e soprattutto diventano ancora importanti nella misura in cui vengono raccontati da donne e uomini che oggi rappresentano un simbolo e che alzano questo tricolore del quale dobbiamo essere sempre orgogliosi. Ecco, già 8.000 ragazzi hanno ascoltato quelle che sono le vostre esperienze, lei umilmente ha detto che non solo i ragazzi apprendono da voi, ma anche voi apprendete dai ragazzi. Beh, è un'esperienza anche per noi, perché noi di lavoro non facciamo questo, nel senso noi metto nei panni dei piloti o comunque del sottufficiale che lavora quotidianamente sul velivolo, non facciamo questo di lavoro, però è un'occasione per noi per imparare anche dai più giovani. La società ovviamente si evolve, i giovani di oggi sono diversi rispetto a come eravamo noi, cerchiamo di imparare, di apprendere il più possibile anche noi da loro.